Avvia oggi il corso di studi superiori per mediatori linguistici e culturali Agora Mundi presso l'Aula Magna Luca Crescente del Consorzio Universitario. Ha introdotto e presieduto l'inaugurazione dell'anno accademico il presidente del Consorzio Empedocle Universitario Antonino Mangiacavallo, quindi l'intervento del professor Marcello Saia, direttore del corso Agora Mundi, del prefetto Maria Rita Cocciufa, del procuratore aggiunto della Corte d'Appello di Agrigento Salvatore Vella, concluso i lavori l'assessore regionale Roberto Lagalla. Un corso che si conferma in questa sede del Polo Universitario di Agrigento, che evidentemente andrà ulteriormente armonizzato con la complessiva offerta formativa convenzionata con l'Università di Palermo. Sono certo che il nuovo rettore, che sicuramente visiterà questa sede decentrata nelle prossime settimane, saprà trovare soluzioni adeguate per evitare sovrapposizioni, ma per invece incanalare nel miglior modo sia i corsi di lingue sia i corsi di mediazione. È chiaro che la Regione è interessata ad attività didattiche e formative che possano traguardare l'obiettivo dell'occupazione, ma anche quello di superamento del fabbisogno sociale, in particolare dei migranti e degli esclusi, e quindi il corso si inserisce in questo contesto con la necessaria attenzione che si deve alla compatibilità tra i corsi dell'Università di Palermo e questi corsi. Sicuramente questa ormai è una realtà multiculturale, lo è l'Italia, lo è sicuramente Agrigento, e quindi c'è già, ma ci sarà sempre più bisogno di mediatori culturali, che sono figure fondamentali per una società moderna e multiculturale appunto come la nostra. Ufficialmente viene inaugurato l'anno accademico del corso in mediazione linguistica e culturale gestito da Agora Mundi. Per noi è un grandissimo piacere procedere con il rito ufficiale della inaugurazione, perché è la conferma di un'attività viva, vitale, che si inserisce nel contesto sociale della provincia di Agrigento, in maniera particolare con un corso che procede alla formazione di operatori che diventano fondamentali, importantissimi nel contesto della nostra provincia, in cui il fenomeno della immigrazione è particolarmente sviluppato. Questo è il quarto anno di attività di Agora Mundi, si sono già laureati i primi operatori del settore, sono destinati a trovare facile occupazione non solo nel contesto territoriale di Agrigento ma anche altrove, per cui siamo particolarmente lieti di sostenere ancora convintamente questa attività formativa accanto alle altre che sicuramente hanno avuto uno sviluppo particolarmente significativo, dal momento che abbiamo registrato rispetto agli anni passati più del doppio delle iscrizioni. Abbiamo più di 450 matricole iscritte quest'anno e ancora non si sono chiuse le iscrizioni. Per cui in un bilancio di questo periodo possiamo essere indiscutibilmente soddisfatti per la sua positività. È una gioia riprendere l'attività di presenza e inauguriamo questo anno accademico con la speranza davvero di avere questi ragazzi festanti come lo sono stati in questi 3 anni. Noi abbiamo chiuso il primo triennio con 22 laureati che sono dei giovani che sembrano attrezzatissimi per le nuove sfide del mercato del lavoro. Sono delle persone che parlano arabo, che riescono ad essere davvero cerniera, a mio avviso, tra questo mondo dell'emigrazione che caratterizza sempre di più la provincia di Agrigento e il mondo della formazione, che siamo noi e che abbiamo curato la formazione di questi giovani. Noi ancora non abbiamo chiuso le iscrizioni sono aperte e lo saranno ancora per 15 giorni, per cui riteniamo che sia importante in qualche maniera lanciare il messaggio ai giovani di venire ad iscriversi al corso di mediazione linguistica e culturale.
Quest'anno ripartiamo con grandissime prospettive perché abbiamo finalmente concluso il primo ciclo lo scorso anno, abbiamo raccolto tutti questi frutti del nostro duro lavoro, degli insegnamenti impartiti, un corso che ha dato un'altissima formazione con tirocini veramente importanti presso la Procura, ma anche in centri turistici molto importanti, anche in strutture come il Verdura Resort. I ragazzi sono andati benissimo, dovete immaginare che molti di loro si sono laureati a luglio, a settembre e già stanno lavorando, alcuni di loro stanno lavorando alla Ryanair, altri alla Valle, altri appunto al Verdura Resort, di conseguenza iniziamo in modo molto positivo perché sappiamo che funzioniamo in questo territorio, ogni giorno ci contattano perché vogliono tirocinanti, vogliono persone qualificate e noi stiamo lavorando molto bene in questo territorio. Sì, diciamo, intanto ripartiamo in presenza e questa è una grande opportunità sia per noi docenti perché lavorare in aula con i ragazzi è tutto un altro percorso, ma sia anche per i ragazzi che hanno un po' sofferto di questa lontananza, anche se noi abbiamo messo in atto tutti gli strumenti per seguirli e i risultati si sono visti con il primo triennio, con le prime lauree e con l'efficacia che questo titolo in effetti ha dato a queste persone che si sono inseriti in un brevissimo arco di tempo, in un momento anche critico nel mondo del lavoro, sia in ambito di accoglienza ma tantissimi in ambito turistico e alberghiero.